Bene, allora ciao, posso dire un grande ciao a tutti? Ci diciamo ciao? Sentiamo la voce. Ciao. Oh, bene, in italiano, non so in sloveno come si dica ciao, ma siamo qui allora per fare questo piccolo percorso attraverso questo inno alla gioia di Beethoven. Sapete che l'inno alla gioia è l'inno ufficiale della Comunità Europea. Lo sapete, vero? Potete anche interagire con me. Mi piace essere un po' vicino a voi, non così lontano. Andiamo, sì, grazie. Gospod vam je samo povedal, da se bomo danes učili evropsko himno Odo radosti, ki je uradna himna Evropske unije. Allora, naturalmente questo inno è stato ricavato da una grande sinfonia di Beethoven, che è la sinfonia numero 9, la più grande sinfonia, una delle più grandi sinfonie della storia della musica. È molto importante perché lì per la prima volta si inserisce un canto, il cantare. Di solito le sinfonie sono solo strumentali, invece con Beethoven inaugura questa modalità in cui anche il canto fa parte della sinfonia. Oda radosti je izvzeta iz Beethovenove 9. simfonije in je to tudi začetek oziroma uvod pevskega dela v simfonijo, ki je bila prej samo instrumentalna. E lo ascoltiamo, l'inno ufficiale. Questa è l'introduzione. Uvod. E questo è il tema. In to je glavna tema. Iniziano i fiati, flauti, clarinetti. Uvod pihal, fagotto, flauti, clarinet, fagota. Questa è la seconda parte. Drugi del. Qui si sviluppa. Tukaj se razvija. Ripete. Ponovi. Crescendo. Crescendo. Orchestra. Plenos. Celoten orkester. Ma lasciamo ascoltare. Coda finale. Zaključek. E noi esattamente dovremo fare queste frasi dell'inno alla gioia, ripetendolo 2 volte tutto, prima in lingua italiana, in lingua slovena e poi in lingua italiana. La nona sinfonia di Beethoven, nella sua struttura generale, vedete, è fatta di 4 tempi, 4 movimenti. 9. simfonija je sestavljena iz 4 stavkov. Un allegro. Allegro. Poi scherzo. Scherzo. Scherzo è una forma, diciamo, come una danza. Prima era un minuetto nel Settecento, poi diventa scherzo, una danza molto più stretta nel tempo. Scherzo je v bistvu izhaja iz enega plesa in je hitrejši ples. Terzo movimento, un adagio, quindi una cantabile, molto cantabile. 3. stavek je adagio, zelo cantabile. E poi abbiamo il presto con diverse indicazioni di movimenti. Allegro, allegro molto, andante maestoso, allegro energico. Tutto questo quarto tempo c'è l'inno alla gioia di Friedrich Schiller.
In v četrtem stavku imamo različne hitrosti, presto, allegro assai, allegro molto, andante maestoso in allegro energico, kjer se dobi naša oda radosti. L'organico naturalmente prevede una grande orchestra, un'orchestra con moltissimi elementi, coro misto, un grande coro, e le voci soliste che sono appunto soprano, mezzosoprano, tenore e baritono. Kar se tiče zasedbe, je posvečen orkestru, velikemu orkestru, simfoničnemu, mešanemu pevskemu zboru in za soliste sopran, mezzosopran, tenor in bariton. Ok, quindi dura tantissimo perché è una sinfonia che dura circa 1 ora e 40, un'ora e mezza, 1 ora e 20, dipende dai direttori qui, no? Dalle scelte, ma è molto lunga. Ta simfonija je zelo dolga, traja od 1:20 do 1:40, odvisno od tega, kako hiter tempo vzame dirigent. È stata eseguita per la prima volta a Vienna, al teatro di Porta Carinzia. Prvič je bila izvedena na Dunaju, v gledališču Porta Carinzia. Ok, e Beethoven era già sordo. In takrat je bil Beethoven že gluh. Questa malattia che lo ha portato alla sordità, lui a un certo momento era seduto così e guardava la partitura, e quando la sinfonia è finita, raccontano a quel tempo che il primo violino dell'orchestra lo ha chiamato perché c'era tutto il pubblico in visibilio e lui non si era accorto nemmeno che era finita. Ko je poslušal prvo izvedbo, je bil Beethoven že gluh in je sledil samo partituri in ga je prvi violinist ga je tako potrkal po ramenu, da bi ga obvestil, da je publika zelo vznemirjena in vesela nad to izvedbo. Bene, passiamo alla successiva slide. Adesso questo è il testo della poesia di Schiller in tedesco, forse manca... To je tekst Schillereve poezie. C'è un pezzo che forse non si vede. Freud. Vabbè, comunque lasciamo qui. Inizia, nel quarto tempo, inizia il basso. V četrtem stavku začne bas. Il basso pronuncia delle parole e dice adesso arriveranno delle parole serene, liete, contenti. Ki napove, da bodo prišle lepe, prijazne besede. E abbiamo Freude, Schöner, Götterfunken, ecco questo è il titolo in tedesco naturalmente, io lo dico in italiano, non so se tu traduci, gioia, bella scintilla degli dei, figlia dell'Elisio. To je v bistvu prevod, podoben prevod, kot mi že v bistvu znamo, kot mi že pojemo, če rečemo che la traduzione nostra, insomma, più o meno. Ok, sì, la traduzione. Ardenti noi entriamo in questo tuo santuario della gioia. Okay, ko vstopamo v to svetišče sreče. I tuoi incantesimi tornano a legare ciò che la moda ha severamente diviso, cioè il modo di vivere noi dell'umanità è quello di dividerci, mentre in realtà la gioia ci unisce. V bistvu, da nas sreča nas povezuje, da nismo več ločeni, ampak nas to sreča povezuje. E gli ultimi versi dicono siamo tutti fratelli, in fondo siamo tutti uguali. Na koncu povemo, da smo vsi bratje in smo vsi enaki. Pensate che queste parole erano importanti perché siamo in piena epoca illuminista del Settecento. Smo v polnem obdobju razsvetljenstva, letih 700. Soprattutto in Germania c'era un grande filosofo che si chiamava Immanuel Kant. V Nemčiji je bil filozof Kant. Che ha scritto, che quindi ha portato questi grandi ideali proprio nel suo pensiero filosofico, di cui Beethoven era molto ammaestrato, diciamo. Ki je prinesel to filozofsko idejo, s katero se je zelo strinjal Beethoven. Quindi ecco perché l'Europa canta l'inno alla gioia. Zato Europa poje odo radosti. Ok, vediamo. Adesso io ho scelto l'inizio del quarto movimento in una delle esecuzioni che secondo me sono tra le più belle, che è quella con Herbert von Karajan. Maestro je izbral za četrti stavek eno, po njegovem mnenju, najlepših izvedb, ki jo dirigira Herbert von Karajan.
è proprio l'inizio solo. Samo začetek. L'inizio, questo c'è la voce di basso che inizia e poi c'è lui esegue proprio tutto il tema dell'inno che noi andremo a cantare. Bomo poslušali celo Oda radosti v izvedbi basa. Ok. Sto al basso. Orchestra, inizia, disattema, questo è il tema. To je tema. Un po' veloce, ma insomma. Sì. Nekoliko hitro izvedba. Noi le eseguiamo un po' più lento dopo. Come inno. Coro, risponde. Zbor. Eccetera. Ok, adesso ci mettiamo un attimo qua. Bene, questo era per darvi l'inizio di questo tema. Adesso vediamo il testo prima in italiano, visto che siete a Venezia, partiamo col nostro testo in italiano, forse questo è, vediamo se è dopo. Questo è in italiano? Eccolo qua, perfetto. Questo è in versi, proviamo, io lo dico e voi ripetete, possibile fare così? Sì. Gioia figlia della luce. Dea dei carni. Dea dei fior. Il tuo genio ci conduce. Per sentieri di splendor. Il tuo raggio asciuga il pianto. Sperde l'ira e fugge il duol. Per inciso, il duol sarebbe il dolore. Duole. È un linguaggio un po' ottocentesco, dell'Ottocento questo, di un grande musicista e letterato che si chiamava Arrigo Boito, che è stato uno dei più importanti musicisti, ma soprattutto librettista di Giuseppe Verdi, delle opere di Verdi. Tekst je napisal Boito, to je bil libretist, predvsem pa je poznan kot libretist Giuseppe Verdija. L'ultima parte, vien, che vuol dire vieni. Pridi. Proviamo a dirlo. Vien. Proviamo a dirlo più forte. Vien. Com'è? Vien. Più forte. Vien. Bravi. Sorridi a noi d'accanto. Sorridi a noi d'accanto. Primogenita del sol. Il tuo raggio asciuga il pianto. Sperde l'ira e fugge il duol. Di nuovo questo vien. Vien. Dobbiamo proprio dirlo forte. Vedete che c'è un punto, noi lo chiamiamo punto esclamativo. To je klicaj in pomeni pridi. Quindi c'è come ci dobbiamo fermare. Vien. Come in teatro, quando in teatro dice vieni. Quando proviamo com'è? Vieni. Bravissimi. Sorridi a noi d'accanto. Sorridi a noi d'accanto. Primogenita del sol. Primogenita del sol.
Perfetto, così dopo lo cantiamo e siamo tranquilli. E adesso però ci vuole una cosa importante, vediamo se riusciamo a farlo ritmico. Ah, questo lo facciamo alla... Adesso il vostro. Prego maestra. Radost od Boga edina. Hčerka ti elizijska. V tvoje hrame na stopinja vodi. Tvoje hrame o božanstvena. Tvoji čari časa teku. Časa teku. So pregnali kruto noč. So pregnali kruto noč. Človek spet je brat človeku. Človek spet je brat človeku. Kadar veje tvoja moč. Kadar veje tvoja moč. Grazie, perfetto. Adesso dovremmo fare una cosa importante, vediamo se andiamo... vedete che adesso... va benissimo, grazie. Vedete che adesso c'è la sillabazione. Gioia. Pronto a dire com'è? Gioia. Adesso tagliamo le sillabe. E bomo razdelili na... Perché ci interessa dopo, perché ogni sillaba corrisponderà a una nota. Ker vsak zlog sovpada z eno noto. Gioia. Figlia. Della. Luce. Dea dei carmi. Dea dei fior. Il tuo genio ci conduce per sentieri di splendor. Il tuo raggio. Attenzione, adesso c'è una cosa particolare in italiano. Asciuga il pianto. È esattamente quello che canteremo dopo. Lo diciamo questo punto qua. Asciuga il pianto. Ok, che non si direbbe così nel parlato ordinario, ovviamente. Se ne tako govori, seveda, ampak to je zato, da vadimo, preden bomo začeli peti. Quando diciamo asciuga, asciuga. L'accento cade sul sciù. Asciuga in italiano. Je stvar akcentov, v bistvu kam pade asciu in drugače, kadar združimo, pa poudarimo drug zlog. Quando invece dovremo cantarlo, le note di Beethoven ci costringono a fare asciuga il pianto. Kadar pa pojemo, nas Beethovenove note v bistvu zahtevajo, da poudarimo asciuga il pianto. Ecco, questo è il motivo per cui ho spiegato così. To je razlog, zaradi katerega smo se odločili, da bomo vadili na tak način. Vediamo l'ultimo, perché dopo è uguale. Sperdelira. Secondo voi, vedete che qui c'è una RAE? E noi in italiano lo chiamiamo sinalefe, cioè sostanzialmente quando una nota deve prendere dentro la fine della vocale di una parola e l'inizio della vocale successiva. To je posebnost, ko na eni noti zapojemo zadnji zlog besede in prvi zlog naslednje besede. Vse na eni noti in zato je še E se združi s prejšnjo besedo. V bistvu beseda je ira in E ji dodamo. Quindi quando noi adesso andremo a cantare sperdelirae, provate a dirlo, sperdelirae, e rae, rae, proprio rae, come lo dico io. Rae. Ancora? Rae. Bravissima. Fugge il duol. Anche qui fugge il duol, sarebbe così, ma c'è questa unione delle sillabe. Fugge il duol. Scusa, prego. Spet povezava dveh zlogov na isti noti. Fugge il duol. In povežemo. Ok, lo diciamo un'ultima volta. Fugge il duol. Insieme? Fugge il duol. Perfetto.
Poi abbiamo sorridia noi. D'accanto. Primogenita. Del sol. E poi ripete. Perfetto. Penso che si possa fare, con l'aiuto della maestra Damiana, anche la stessa cosa con Radost. Forse lo troviamo, vediamo, Monica ce lo fa vedere. Un attimo, forse è quello della... Eccolo qua. Radost. Dost. Od Boga edina. Od Boga edina. Kćerka ti Eliziska. Tvoje hrame. Nastopinja. Stopinja. In bomo ločili nas in stopinja. Nastopinja. Skupaj? Pozor. Nastopinja. Nastopinja. Nastopinja vodi. O božanstvena. O božanstvena. Tvoji čari. Čari. Časa teku. Časa teku. So pregnali kruto noč. So. Človek spet Spet. je brat človeku. Človek spet je brat človeku. Kadar veje tvoja moč. E poi si ripete. Perfetto, grazie. Ok, quindi abbiamo scomposto il testo dividendo le sillabe in modo che gli accenti poi musicali corrispondano agli accenti anche per qualche modo un po' simili e un po' no, per quello che riguarda il testo e la musica. Smo malo porazdelili akcente, nekateri se upadajo z besedo, nekatere smo malo spremenili, zato da se upadajo z glasbo. Ok, io qua mi serve per i nostri italiani, questi saranno nel kit didattico, ci sono queste indicazioni per, e adesso si può vedere lo spartito che è stato consegnato dall'orchestra del Teatro La Fenice e su cui poi abbiamo messo le parole, prima in sloveno. Lo facciamo sentire con il maestro che finalmente ce lo fa sentire, prima l'introduzione, sentiamolo intanto solo col pianoforte. Poi inizia un po' il tema, però poi si ferma, di nuovo. Ma si sembra che Aspettate a cantare. E questa è la parte A. B. Poi lo spiego meglio. Ripetizione di B. Se ponovi B. Coda. Zaključek, coda. Per ritornare di nuovo a ridirlo. Zato da se vrnemo spet na začetek. Ok, poi noi lo rifacciamo e qui ci sarà la cosa. Grazie maestro. Pronti?
perde l'ira, fugge il sole. A noi d'accanto, primogenita del sol. Poi in sloveno. Bravissimi, un bel applauso. Oh, quindi adesso possiamo fare un lavoro sulla voce.